Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questa volta voglio mostrarti un esercizio che puoi fare se hai male al collo, quindi tensione cervicale, dolore cervicale o mal di testa o emicrania. Questo esercizio si fa in veramente poco tempo, servono solo 2 o 3 minuti e sono sicuro che ti darà veramente tanto beneficio. Useremo solo la torsione, quindi del nostro collo e l'uso dei nostri occhi. Io sono Veneziano Alessio, sono un fisioterapista, fondatore del sito web venezianotherapy.com. Il mio lavoro è aiutare le persone che hanno problematiche croniche e persistenti a ritornare a star bene. Questo è possibile attraverso il mio programma di 6 settimane dove ti seguo personalmente insegnandoti e dando gli strumenti che hanno principalmente aiutato me in primis quando soffrivo di dolori cervicali cronici. Se sei interessato ti rimando al mio sito web dove puoi vedere come lavoro e puoi vedere anche le recensioni dei miei pazienti che hanno seguito questo percorso. È un percorso che combina fisioterapia e psicologia insieme, psicologia applicata. Ma andiamo direttamente all'esercizio. Allora, prima te lo mostro in questa posizione qua, lo faremo sul tappetino, quindi si farà sulle ginocchia. Se hai problema di ginocchia useremo dei cuscini sulle ginocchia, ma te lo faccio vedere prima in modalità seduta. Questo si chiama Salamandra 2, ho fatto l'esercizio di Salamandra 1 in un altro video che si faceva in posizione seduta. Ho notato che certe persone preferiscono farla in questa posizione sul tappetino in ginocchio. Secondo me è un po' più intenso, ma vedi tu. Facciamo questo esercizio insieme e poi ti rimanderò magari a vedere l'esercizio Salamandra 1 e capire quali dei due ti dà più beneficio. Ovviamente prima di fare l'esercizio nota come muovi il collo, dov'è la tua dove noti quella tensione e dove puoi andare col tuo collo, ok? Ovviamente se hai molta tensione è difficile arrivare a questa posizione qui, arriverai magari a questa posizione qui. Nota dove puoi arrivare e capire poi dopo l'esercizio se ha migliorato o no, ok? L'esercizio si fa in questa posizione qui, quindi da posizione neutra andremo a posizionarci l'orecchio verso la spalla, quindi se lo faremo sia a destra che a sinistra, ok? Prima la faremo a destra e poi questo è il primo step, il secondo step è guardare a destra, ok? Guardare a destra in basso. Questa sarebbe la Salamandra 1. Salamandra 2 lo faremo adesso sul tappetino, ok? Allora, come già spiegato, posizione neutra, collo dritto, forti sulle spalle, quindi staremo in una posizione diciamo solida, ok? Non vado a stare in questa posizione ma vado a spingere con le mie mani il tappetino, posizione dritta della cervicale, vado a posizionare l'orecchio verso la mia spalla destra e adesso vado a muovere gli occhi e vado a fissare un punto destro, diciamo vado sull'estremo punto destro che riesco a focalizzare. Sto lì per 30-60 secondi. Ovviamente, come già detto, senso di stranezza, senso di nausea in quel momento ci sta, è normalissimo, stiamo lavorando sul sistema nervoso, non succede assolutamente nulla. Ok? Respiri profondi. E poi ritorno in posizione neutra. E quindi questa posizione, quando ritorni in posizione neutra, lì noterai questo senso di stranezza. Stai lì 30-60 secondi, respira, non succede assolutamente nulla, noterai che questo senso di stranezza andrà giù, andrà giù e poi a quel punto riprenderemo l'esercizio e lo faremo verso sinistra. Quindi vado sulla sinistra, posizione dell'orecchio rispetto alla mia spalla sinistra, ok? Quindi a quel punto vado a guardare su un punto sinistro il più possibile,
ok? Stessa cosa di prima, sto lì e guardo a sinistra. Adesso non so se voi mi potete vedere bene, ma quello che sto facendo è semplicemente questo, e guardo a sinistra il più possibile, ok? Quindi quando sono a destra guardo a destra il più possibile, a sinistra guardo lì il più possibile, ok? 30-60 secondi. Noterai che quando poi ritorniamo in posizione neutra, quindi questa posizione qua, dritta verso il pavimento, noterai di nuovo un senso di stranezza. Ecco che lì è importante lavorare sul respiro lungo e profondo. E dopo di questo ci saranno 1, 2, 3 minuti in cui ti sentirai magari un po' sballottato, un po' strano, ok? Normalissimo. E proviamo di nuovo a capire se la tua parte della cervicale si è sbloccata. Questo è un esercizio molto meccanico, ok? Lavoriamo sul sistema nervoso direttamente in modo meccanico. Non devi prenderlo come esercizio che risolve tutta la tua problematica cervicale, ok? Bisogna lavorare su molti aspetti, non solo quello meccanico fisico, quindi esercizi fisici che possono essere di respirazione o di movimento o comunque di stimolazione del sistema nervoso, in particolare del nervo vago, ma bisogna prendere in considerazione anche altri aspetti psicologici e sociali, ok? E un altro aspetto ancora più importante forse è quello di capire veramente come si perpetua il dolore dal punto di vista fisiologico. I dolori cronici non sono gli stessi dei dolori acuti di 1 a 2 settimane grazie all'infiammazione. Qua parliamo di molto di un sistema che ha imparato in un certo senso ad aver dolore, e c'è sempre la causa, e la causa per quello che ho studiato, per quello che è la mia esperienza, la causa è emozionale, quindi stress, emozioni represse dentro il corpo. Non voglio andare troppo nel particolare delle emozioni in questo video. Se sei interessato, guarda gli altri miei video, soprattutto quelli riguardanti alla spiegazione del dolore. Ti rimando al mio sito web venezianotherapy.com. Se sei interessato a essere seguito per 6 settimane, metterò anche lì il link con una consultazione gratuita inizialmente per capire se sei idoneo a questo percorso, se fa per te. Ok? Per adesso è tutto, grazie per aver visto questo video, non dimenticare di iscriverti al canale per altri video, ok? Grazie mille e alla prossima, ciao!